Sala BFC per questa 12ª giornata del campionato di Serie B femminile pallacanestro. Questa sera Sponsor Day Auto Torino. Auto Torino il gioco vincente su strada. Auto Torino il principale dealer automotive d'Italia con 74 filiali distribuite nel nord Italia fino a Roma. A Susegana è il punto di riferimento per i marchi BMW, Mini, BYD, portando in campo passione, innovazione e qualità. Auto Torino sempre al fianco di chi ama vincere. È lieta di presentare le formazioni. Perché non va? Non abbiamo toccato niente. Scusate. Dicevamo Auto Torino lieta di presentare le formazioni delle squadre in campo. Per la Reyer Venezia, numero 15 Anna Sablic, numero 20 Matilde Rigoni, numero 22 Giulia Libera dalla Libera, numero 24 al capitano Amelia Bianco Rossignoli, numero 32 Beatrice Briana, 33 Sara Zilio, 35 Emma Meggiolaro, 39 Salva Maria Rosa, 44 Giulia D'Alzilio, 48 Aurora Faiardo. Scusate, ma capo allenatore Francesca Di Chiara, vice allenatore Anna Gini, preparatore fisico Francesca Chiara Doda. E per il basket femminile Conegliano, con il numero 3 Silvia Ostan, numero 5 Silvia Marcon, 7 la capitana Claudia Mabiglia, 8 Elena Lazzari, 9 Rossana Boccalato, 12 Serena Marton, 14 Aura Minincleri, 16 Giorgia Zanardo, 18 Marta Maschietto, 23 Livia Torazza, 24 Marta Sponchiado, 40 Veronica Antonello. Capo allenatore Angelo Minincleri, primo assistente Marco Finco, secondo assistente Ugo Bazzo, accompagnatore Stefano Orvedi. Arbitreranno la partita Lorenzo Zanelli di Motta di Livenza e Gabriele Pellizzari di Loria. Buona partita a tutti.
Buonasera e benvenuti qui in diretta dal Pala BFC per questa 12ª giornata di andata del campionato di Serie B femminile. Fabrizio Torazza e Federico Cais, ma soprattutto qui oggi, oltre alla BFC, c'è una certa Reyer. Fabri, cosa ci aspetta da questa partita, ragazze terribili che sicuramente ci metteranno a dura prova? Beh, intanto ci aspetta una società che solo a nominarla fa venire i brividi, perché dobbiamo pensare che la società ginnastica Costantino Reyer è stata fondata nel 1872, la sezione pallacanestro nel 1925, ha vinto 4 scudetti a livello maschile, adesso vado a memoria, e altrettanti a livello femminile, più varie coppe, quindi comunque una società che ha fatto la storia della pallacanestro italiana. Ovviamente qui è con la cosiddetta squadra B, una squadra formata essenzialmente da atlete under 19 e addirittura under 17, una squadra molto giovane che tra l'altro non schiera 2 tra le sue atlete più forti, che sono Isabella Sanna e Madeste. Isabella Sanna tra l'altro ha debuttato in Eurolega in settimana, giocherà probabilmente in A1 domani, e quindi sicuramente è stata tenuta a riposo per questo. E infatti ce la ricordiamo bene dalle scorse annate in cui veramente è una giocatrice devastante. Siamo molto contenti che lei possa continuare questo tipo di carriera, le facciamo veramente un grande in bocca al lupo per questo sbocco professionale. Insomma, debuttare in Champions League non credo sia una cosa, in Eurolega non credo sia una cosa che capita tutti i giorni. Ma torniamo insomma dall'Eurolega alla nostra umile Conegliano che torna in casa dopo una sconfitta che brucia un pochettino, Fabri. Sì, soprattutto per come è maturata nell'ultimo quarto con un parziale a un certo punto di 21-0, dopo che aveva condotto per 3 quarti addirittura in casa di una squadra come Abano, quindi una sconfitta che sicuramente brucia, seppur maturata contro una squadra molto forte in trasferta. Certo, però Conegliano deve avere anche la consapevolezza che ce la può giocare con le prime della classe senza paura, e adesso però un po' di fortuna aiuta Reyer con una bomba da 3, una tabella non dichiarata che invece dichiarerà sicuramente delle paste in spogliatoio veneziano. Conegliano prima aveva segnato con Boccalato con un ottimo tiro all'indietro sotto canestro. Aura Mincleri che trova bene lo spazio per attaccare il canestro, l'appoggio però è corto, il contropiede Reyer. Sì, anche perché abbiamo menzionato le assenze in casa Reyer, ma dobbiamo menzionare un'assenza fondamentale in casa Conegliano, che è quella di Emma Daidone, ferma appunto per l'infortunio rimediato nell'ultima partita in casa, e che non rivedremo sicuramente prima del nuovo anno. Nulla di gravissimo per lei, però una distorsione al ginocchio che deve essere ovviamente gestita nei tempi adeguati. 5-2 intanto per Reyer, e adesso Amabilia che scambia per Boccalato attacca e poi però è costretta a tirare in maniera forzata ed ancora Reyer con la palla in mano che lancia il contropiede molto veloce, e insomma se corrono ci possono far male queste ragazze veneziane, Fabri. Sì, diciamo che stiamo anche noi tenendo un ritmo abbastanza alto, che è il nostro ritmo. Vediamo se con questo tipo di squadra giovane e molto allenata possiamo tenere questi ritmi. Sicuramente può tenere il campo e fare la differenza come sempre Ross Boccalato, che ha già segnato 4 dei 4 punti del BFC. Sì, esattamente, Ross Boccalato che nella prima conclusione aveva sicuramente subito anche un contatto. Vediamo che il metodo arbitrale si sta configurando con una certa tolleranza verso questi contatti. Intanto tiro aperto per Reyer e ancora tiro piuttosto fortunato. E seconda bomba fortunella direi per le orogranate, perché la prima di tabella, questa si è arrampicata con le gambette. Adesso ottimo lo scarico di Veronica Antonello, lunghissimo il tiro di Amabilia, però a rimbalzo in attacco abbiamo Marta Sponchiado che non solo prende rimbalzo, non solo segna, ma subisce anche il fallo. Sarà un tiro libero per lei. Molto bene qui Sponchiado, molto precisa in questa azione di rimbalzo e anche nell'appoggio a canestro. Adesso dalla lunetta Marta la mette molto bene, quindi BFC 7, Reyer 8. Sì, partite molto forti entrambe le squadre. Adesso abbiamo Zilio in attacco con la palla,
cambio difensivo sul pick and roll, va fuori forte Rossana Boccalato, va a spegnere completamente la luce, anche perché ha qualche centimetro di vantaggio sulla playmaker Reierina. Adesso ancora Sponchiado proprio per Boccalato, che spara dai 3 punti. Lungo il suo tiro, ma molto decisa Ross stasera, e ci piace che sia così, ovviamente. Dall'altra parte molto bene Reier, che riesce ad arrivare a canestro con 3 passaggi velocissimi. Adesso allunga sul +3. 2 giocatrici sul cubo del cambio per coach Menin Clery. Marta Maschietto, ricordiamo, reduce da un infortunio, forse. Scusate, ma forse l'ultima a toccare era stata una giocatrice. Sì, forse Reier. sì, nel dubbio, Deve lasciare. nel dubbio Claudia Maviglia ha pensato comunque di provare a recuperare la palla per farla colpire all'avversario nuovamente, ma l'azione non è andata a buon fine e Reier adesso con la palla in mano per questa azione d'attacco che potrebbe permettere a Reier di allungare ancora di più, e la gufata è arrivata abbastanza precisa. Diciamo chirurgica. In realtà però probabilmente è stato Conegliano a Sì, l'ultima a sporcare toccare la palla. è stata una giocatrice coneglianese. Intanto sono uscite sia Sponchiado che Aura Menin Clery, ricordiamo anche lei che è rientrante da un infortunio. E intanto Molto bene qui Claudia Maviglia, che è riuscita a sporcare l'azione di Reier e a riprendere una palla molto importante in questa fase, perché Conegliano è sotto di 3 e deve trovare l'ossigeno giusto per dei buoni tiri. Non riesce a girarsi bene qui Marta Maschietto sotto canestro. sì, probabilmente anche sporcato il tiro da Giulia dalla libera. E intanto un altro grande recupero di Boccalato che lancia Maschietto in contropiede. Maschietto sull'1 contro 1 prova a scaricare su Antonello, libera dai 3 punti. Antonello veramente implacabile anche dai 3 punti. Allora 10 Per il pareggio. 10 pari, molto bene qui BFC, è riuscito a gestire ottimamente questo contropiede. Comunque Maschietto ancora che cerca di contenere in maniera regolare Giulia della Libera. Sì, forse Poi avviene il contatto, Fabio. sì, con la mano più bassa forse ha spinto un po', mentre con la sinistra andava per ostacolare il tiro, si è appoggiata un po' con la mano destra al corpo di Giulia della Libera, che va a sbagliare il primo tiro libero. Sì, anomalia qui il fatto che Reier sbagli un libero, sicuramente segnerà invece il secondo. Sei altrettanto preciso nella gufata, ma però ottimo intervento sì. in attacco, direi che prende rimbalzo, altro buon tiro che però non entra. Dall'altra parte Antonello se la sente, forza, ma la palla è fuori, di nuovo Reier con la palla in mano. Sì, leggermente forzata la conclusione di Veronica Antonello in questa situazione, però sappiamo che lei ce l'ha questo tipo di tiro. Adesso buono lo scarico nell'angolo per Bianco Rossignoli, che poi cade, tira in allontanamento con un movimento Nowitzki, Fabio. movimento Nowitzki, Sì. appunto, che canestro esegue molto bene. Canestro molto bello. Sì. Coefficiente di difficoltà altissimo. D'altra parte Rossignoli comunque è una giocatrice del 2009, dal settore giovanile del sistema Pordenone, addirittura originaria di Caorle, credo. Sua mamma allenatrice, quindi figlia d'arte. Adesso Boccalato in allontanamento, corto il suo tiro. Dopo la palla è corta e il rimbalzo è Reier, che adesso di nuovo viene avanti con Emma Meggiolaro che trova subito il gioco a 2. Si libera comunque molto bene Reier per il tiro aperto, Fabri. Sì, stanno costruendo degli ottimi tiri. È vero che hanno avuto un po' di fortuna nei primi 2 canestri da 3, però non dobbiamo proprio fare troppo affidamento sul fatto che sbaglino quando sono da sole. Mentre nel dubbio comunque gli arbitri, diciamo, continuano a fischiare poco, e dobbiamo dire che questo metro è assolutamente coerente su entrambe le metà del campo, quindi non c'è nulla da recriminare. No, infatti sarà un po' a noi anche saperci adeguare. Intanto
Aurora Faiardo sul cubo del cambio. Segnato Boccalato, ma c'era il tavolo, aveva chiamato il cambio, quindi esce Giulia Dalziglio ed entra Faiardo. Dentro la palla per Maschietto che si gira bene e va a segnare. Sì. Nonostante la prima conclusione fosse stata sporcata dalla difesa veneziana, Marta comunque senza nessun problema è andata a girarsi e ad appoggiare il tabellone. Tra l'altro Marta ha detto anche Little Mail from London, ma noi non sveleremo nulla di questo a dire ai nulla di nostri più in ascoltatori. proposito. Esatto. Sul cubo del cambio anche Serena Marton che dà un po' di respiro ossigeno, sì, a Veronica Antonello. Intanto possiamo preannunciare a quelli che saranno i primi ospiti di questa telecronaca. Sì, Fabri, oggi Sponsor Day è Autotorino, ma Social Day è Little Run, quindi verranno a trovarci Deborah Denardi e Ale Padovan che ci racconteranno della importante manifestazione sportiva che organizzano il 26 dicembre alle 9 a Vittorio Veneto a favore del piccolo rifugio, quindi avremo modo di raccontare con loro come nasce questa iniziativa, però non possiamo che ricordare a voi ascoltatori che il 26 dicembre, anche un po' per andare a digerire i pranzi natalizi e prenatalizi, è molto bello aderire a questa iniziativa, quindi basta presentarsi alle 9 alla partenza vicino al Marco Polo Center a Vittorio Veneto. È prevista una camminata diciamo più tranquilla di 7 km, anche una trail invece un po' più adeguata magari agli atleti come il nostro Fabrizio Torazza. Ma sicuramente aderire è un modo per sostenere il piccolo rifugio che nel Vittoriese, così come in altre sedi in Italia, si occupa di disabilità. Ci sono dei progetti molto importanti che ci racconteranno e anche oggi per BFC è importante dare spazio alle associazioni del territorio. Tanto Marta Maschietto, proprio cercando di impostare uno dei suoi celeberrimi movimenti maschietto, ha commesso purtroppo infrazione di passi. Anche questo è un indice del fatto che sta recuperando appunto da un infortunio e se non altro non ha ancora recuperato completamente il ritmo partita. Da parte un errore da parte di Reyer, rimbalzo adesso anche Elena Lazzari sul parquet che va a condurre il contropiede per Magic Zanardo e poi Sponchiado che va ad appoggiare da sotto benissimo. E con che attenzione Marta ha fatto saltare le avversarie e poi mentre scendevano giù ha saltato lei verso il canestro per segnare il +2 per BFC 14, Reyer 12. Blocco di Faiardo poi che rolla canestro ma non riesce a controllare il pallone, palla recuperata per Conegliano. Sì, bene qui Conegliano che riesce a recuperare palla, mancano 2:25 alla fine di questo primo quarto, quindi ricordiamo amici, rimanete collegati anche dal primo e secondo quarto proprio per ascoltare la testimonianza di Deborah Denardi e Ale Padovan per quanto riguarda Little Run. Allora adesso è subito Conegliano con Lazzari dentro per Maschietto, Maschietto allontana da canestro, ma riesce a girarsi bene e viene sporcata la palla però invece è per Reyer, quindi viene giudicato l'ultimo tocco da parte di Maschietto, quindi Reyer recupera una palla fondamentale per provare ad impattare o a ribaltare il risultato, invece grande palla rubata da Sponchiado, purtroppo però non riesce a segnare Conegliano e dall'altra parte subito Reyer in grande velocità. Adesso spalle a canestro Faiardo contro Lazzari che difende molto bene su di lei. Adesso attacchiamo anche bene il pressing a tutto campo delle veneziane e poi a subire fallo Serena Marton. È solo il secondo fallo per le ospiti. Tanto esce Marta Maschietto, rientra Boccalato sul parquet.
Ora Fabri, oltre che presentarsi il giorno 26 dicembre alle ore 9 per aderire alla Littoral, c'è comunque la possibilità di sostenerla anche senza fare la corsa, ovvero andando nei vari punti vendita ad acquistare uno scaldacollo particolare a cui teniamo molto anche noi. Fabri, raccontaci Sì, qualcosa. ci teniamo molto perché appunto Deborah e Alessandro ogni anno affidano il compito di decorare lo scaldacollo e tutta la comunicazione della Literana, artista locale, e quest'anno l'artista è proprio Roby Breda, il nostro fotografo ufficiale del BFC, che ha fatto una bellissima illustrazione di cui poi magari vi parleremo durante l'intervista. Sì, esattamente, anzi magari tra il primo e il secondo quarto avremo anche possibilità di vederli questi scaldacollo, Fabri. Crediamo proprio di sì, vedo Deborah e Alessandro che si stanno avvicinando perché appunto il quarto sta per finire, con Sponchiado che supera la metà campo e apre il gioco per Lazzari. Lazzari rischia qui sull'attacco molto interessante di Matilde Rigoni che le sporca la palla. La rimessa però è per Conegliano e se ne occuperà Marta Sponchiado. Vediamo adesso Fabri come Mincleri si giocherà questa azione d'attacco. Probabilmente andremo a cercare un blocco per far tirare Boccalato. Palle a canestro Boccalato, ottima scelta, però perde il controllo della palla, la recupera ancora Sponchiado da fuori che si sente calda e giustamente si prende un buon tiro dalla media, lo sbaglia, subito Reia in contropiede con Faiardo che va a chiudere molto bene ma sbaglia anche perché ostacolata dalle lunghe leve di Rossana Boccalato. Beh, grande azione comunque di Faiardo, gli è mancata forse proprio un attimo la coordinazione, magari la forza nell'ultimo appoggio, però si era girata molto bene. Per fortuna però Conegliano ha incrementato l'attenzione in difesa e anche la fisicità, appunto ha saputo un po' sfruttare Fabri quello che dicevamo prima, ovvero ha capito che il metodo arbitrale è di un certo tipo e quindi ha applicato una difesa un attimo più fisica, intensa, diciamo, più fisica, intensa. esattamente. E ancora Boccalato con un cameriere che viene stroncato però. Sembrava, ho visto su Facebook o su Instagram un video di una scuola di maggiordomi in cui si doveva portare il vassoio e l'istruttore veniva a colpirti per farti cadere il vassoio. Cosa non resistere. si fa per uccidere il tempo. Esatto. Vabbè, arrivo da un volo intercontinentale, quindi ti possiamo capire. È buono il primo per Ross Boccalato, 15-12 a 26 secondi dalla fine. Reyer avrà la possibilità di gestire fino alla fine, quasi fino alla fine del pallone, ci saranno solo 2 secondi di differenza sul cronometro. Sbaglia il secondo Rossana, sì, però che... non parte l'orologio dei un 24. Attimo, pensavo che fosse stata fischiata infrazione di passi a Beatrice Briana. Anch'io ho avuto questo tipo di sensazione, invece l'arbitro siamo allineati senza saperlo. Invece sembra che, no, giustamente ha visto, però mi sembra che Michele De Carlo al tavolo abbia segnalato il fatto che in realtà poi quando il tiro poi non è entrato e quindi si può giocare fino alla fine, comanda il tabellone principale. Contrariamente a quanto dicevo io. Un po' di contatti ancora dentro l'area, però va fino al ferro. Matilde Rigoni sbaglia, ma saranno 2 tiri liberi perché sì, c'è un appoggio di Ostan che viene ritenuto irregolare. Ostan va a chiedere spiegazioni all'arbitro, ma anch'io mi sento di ritenere che questo fischio sia corretto, caro Fabri. Non invoco nemmeno il santo Grava. Il santo Grava. Di cui abbiamo perso anche le tracce, ovviamente, però ci ha garantito che il 31 dicembre finisce di lavorare e torna con noi. Bene, allora noi lo aspettiamo veramente a braccia aperte, anche perché il Grava è sempre stato il nostro regista e adesso diciamo che ci stiamo affidando agli amici assolutamente professionisti di streaming sport. Comunque il buon Grava lo aspettiamo qui per le riprese da bordo campo, Fabri, per gli highlight, quindi stiamo lavorando per rendere i nostri servizi ancora più interattivi finché
il pubblico non si stuferà di noi. E intanto andiamo alla fine del primo quarto e appunto facciamo salire qui in console gli amici di Little Run, quindi Ale Padovane e Deborah Denardi. Eccoci qua, benvenuti ragazzi. Noi siamo molto contenti oggi di presentare questa iniziativa che abbiamo già detto in diretta, 26 dicembre ore 9:30 a Vittorio Veneto. Si può aderire alla Little Run, ma ci si può aderire anche acquistando semplicemente lo scaldacollo, ma è ancora meglio se venite appunto fisicamente a Vittorio Veneto. Ragazzi, la nona edizione, raccontateci da cosa nasce l'idea e cosa vi spinge a creare insomma questo movimento importante. Beh, intanto grazie dell'invito. Little Run nasce appunto 9 anni fa, questa è la nona edizione, per una voglia, una passione inizialmente che è quella della corsa, è quella della condivisione e quella della solidarietà, cercare di unire un po' l'utile e il dilettevole. Abbiamo pensato al Piccolo Rifugio, che è una struttura in Viale della Vittoria a Vittorio Veneto appunto, che ospita persone adulte con grosse difficoltà, disabilità sia fisiche che mentali, diciamo, ecco. Scusa, tutto il ricavato che viene realizzato per chi aderisce viene donato in beneficenza per progetti proprio per il Piccolo Rifugio. Sì, diciamo noi chiamiamo questa manifestazione a chilometro zero perché riusciamo ad avere chi collabora con noi, lo fa volontariamente senza avere senza essere pagato cosa, quindi quello che donano riusciamo a darlo insomma al Piccolo Rifugio fino all'ultimo centesimo. C'è da dire che in queste 8 edizioni abbiamo donato oltre 120.000 euro che sono servite ad attività, ad arredare un appartamento, comprare un pulmino, fare le vacanze, tantissime cose che servono a tutti gli ospiti del Piccolo Rifugio appunto. Sì, sono progetti importantissimi questi, veramente, cui c'è una ricaduta pratica sul territorio. Noi come associazione sportiva non ci sentiamo altro che di sostenervi, sponsorizzarvi. Invitiamo quindi tutti gli amici che ci stanno ascoltando, poi lo diremo anche al microfono per chi è fisicamente qui in palestra, a venire appunto il 26 dicembre, così hanno l'occasione per digerire i pranzi natalizi, fare una bella camminata. C'è una camminata sia più familiare sia un trail un po' più impegnativo. Sì, c'è una camminata da 6 km e un trail misto collinare da 15 km, adatto a tutti comunque. E per i più pigri comunque c'è la possibilità di andare presso i punti vendita ad acquistare questi bellissimi scaldacollo che sono stati in quest'anno diciamo disegnati dal nostro Roberto Breda, il nostro fotografo artista, e quindi assolutamente sostenete, andate a informarvi. Dove si possono acquistare? Ci sono diversi punti vendita, vero? Qui a Conegliano ad esempio? A Conegliano c'è Sportway o Unico Sport. Mentre a Vittorio sicuramente ci sono tanti altri punti vendita. Sì, ci sono un po' più punti, ma insomma se entrate nella nostra pagina Instagram, Little Run o Facebook trovate tutte le informazioni necessarie. Perfetto ragazzi, io vi ringrazio tantissimo, in bocca al lupo, continuate così, un grande saluto portatecelo anche agli amici del Piccolo Rifugio e noi ci vediamo 26 dicembre 9:30 a Vittorio Veneto. Grazie, grazie mille. Allora riprendiamo la linea qui dal Pala BFC, adesso cambio tecnico in console, Fabrizio Torazza adesso ritorna su, BFC è andata sul 17-14, adesso palla rubata da parte di Veronica Antonello che lancia Ostan di nuovo per Veronica. Gioca a 2 con Rossana Boccalato, poi si incastrano un po' tra di loro, ma c'è Ostan libera 3 punti che non rinuncia. Boccalato è onnipresente, prende attacco, purtroppo sbaglia da sotto, si lamenta di un contatto, ma come giustamente hai detto tu fin dall'inizio, questo è il metro arbitrale ed è anche abbastanza coerente, quindi non c'è niente da dire. Tanto Silvia Ostan recupera un pallone e apre per Veronica Antonello. Continuiamo a sfidare Reyer sul proprio campo, diciamo, nel senso sul proprio tipo di gioco, non rinunciando a correre in contropiede, a giocare in transizione, che poi è anche il nostro gioco. Sì, in effetti BFC sarà riuscita a fare 2 ottime conclusioni che purtroppo sono andate fuori proprio perché magari
c'è stato qualche lieve contatto piuttosto che è mancata un attimo l'energia alla fine, ma insomma le squadre ci stanno mettendo molta fisicità e questo si traduce comunque inevitabilmente anche in qualche imprecisione sotto canestro. Sì, adesso ancora dei contatti sotto canestro, però ottima la difesa di Silvia Ostan e poi Serena Marton che è andata a subire un paio di contatti in fase di partenza in contropiede. È solo una rimessa laterale ovviamente e possiamo impostare il gioco adesso. Sì, è vero. Adesso ancora sportellate, ma soprattutto ancora problemi con i 24 secondi. Sì. Michele De Carlo di nuovo a colloquio con l'arbitro. Allora avete capito, quindi il 26 dicembre ragazzi si va a camminare tutti insieme con la Little Run per sostenere il piccolo rifugio di Vittorio Veneto. Riprendiamo la linea qui dal campo con Veronica Antonello che cerca di sfruttare il blocco di Ros Boccalato, trova un'autostrada per entrare e prende un contatto, finalmente glielo fischiano e saranno 2 liberi per lei. Un applauso di incoraggiamento anche da parte del pubblico locale nei confronti degli arbitri che hanno fischiato questo contatto e saranno 2 tiri liberi per Veronica Antonello sul punteggio di 17-14 per il BFC a 7:31 dalla fine del secondo quarto. Sfortunata Veronica col primo tiro che gira ed esce. Tanto Fabri che Veronica tira, salutiamo Sara Bianco e l'immancabile Gianni Boccalato. Ciao Gianni, sempre presente. Tra l'altro Gianni appunto imperterrito continua ad ascoltarci Fabri. Inossidabile. Addirittura ci una ringrazia. prova di resistenza Esatto. non da poco. Esatto, ma d'altronde il fisico ce l'ha. Il fisico questo ce sì. l'ha e ce l'hanno Assolutamente, anche d'altra parte tutti. un certo tipo di DNA, no? Che ha trasmesso anche alla figlia. E anche Sara Bianco insomma che fa i complimenti ad Ale e Deborah e quindi anche lei Certo. sicuramente sarà presente alla Little Run. Intanto viene fischiato un fallo in difesa da Aura Mincleri. Il pubblico rumoreggia, le bariste indossano dei copricapi natalizi così come i ragazzi della console che saremo noi, mentre i più giovani della console l'hanno tolta facendo finta di niente. No? Probabilmente dovranno pagare qualche tipo di pegno anche loro per questo gesto di insubordinazione che non verrà fatto passare sotto silenzio. No. Quindi o offrono da bere o Fabri saranno 40 suicidi. Credo che possano finire da bere peraltro. Intanto Boccalato a tutto campo, poi va a aprire per Amabiglia, ancora per Boccalato che subisce fallo sotto canestro. Stiamo giocando una bella pallacanestro, devo dire. Sì, stiamo riuscendo a mettere un attimo in difficoltà la Raira in difesa e infatti i contatti, diciamo che come dicevamo ci sono sempre stati, adesso sembrano un po' più evidenti perché arrivano un attimino in ritardo le ragazze veneziane a chiudere sulle giocatrici di Conegliano. Adesso c'è Ros Boccalato dalla lunetta. Anche lei sfortunata, questo pallone che gira sul ferro ed esce. È buono il secondo, sono 6 punti per lei. Adesso addirittura pressione a tutto campo per Conegliano, però diciamo che le rotazioni non sono precisissime in questa situazione e Reyer riesce ad arrivare in superiorità numerica dall'altra parte. Sì, ci arriva molto velocemente comunque Fabri, è vero che abbiamo chiuso forse in maniera un attimo pigra, però dall'altra parte Reyer ha messo sicuramente Amelia Rossignoli Bianco nella condizione di andare a canestro molto velocemente. Sbaglia il primo, sicuramente segnerà il secondo, poi capiamo come BFC intende impostare l'approssimazione d'attacco. Questa volta segna Amelia. Sta finendo Fabri l'effetto, Giocatrice colpa del jet lag. Peraltro che viaggia a quasi 9 punti di media partita. Sfortunata da sotto Ros Boccalato. Aveva trovato un ottimo corridoio, si è trovata solo un attimino la palla bassa e ha fatto fatica poi nel momento in cui doveva alzarla. Adesso Passaggio di Amabiglia un po' sulla fiducia che però viene recuperato bene da Boccalato e giochiamo a metà campo
Pick and roll sempre tra Veronica Antonello e Boccalato. Bellissimo il passaggio di Veronica Antonello, sbaglia Boccalato, recuperiamo rimbalzi in attacco, ancora sfortunate, però stiamo comunque creando delle buone situazioni. Qui forse voleva fermare il gioco Aura Minincleri. Voleva proprio, l'ha fatto anche in maniera evidente, ma l'arbitro non l'ha fischiato. Non c'è cascato. No, non c'è cascato. Dall'altra parte comunque invece altrettanto evidente il fallo sotto canestro. Adesso è BFC che è un attimo con la spia della riserva accesa. Fabri, necessario un rifornimento, infatti viene fatto un cambio per dare un po' di ossigeno. Escono Boccalato ed Ostan, entrano Maschietto e Sponchiado. Sì, ricordiamo che comunque Reyer segue a 2 punti di distanza il basket femminile conegliano, a 12 punti, avendo giocato un numero uguale di partite, perché poi in questo campionato con le pause e tra l'altro con una partita che è stata anticipata in settimana, Casarsa contro Termale è stata anticipata all'8 dicembre, Terma Labano è andata a vincere 61-46 a Casarsa, che tra l'altro, notizia di queste ore, ha avvicendato l'allenatore, si è dimesso coach Gobbo e si è seduto sulla panchina di Casarsa una vecchia nostra conoscenza, cioè Maurizio Moretto. Tanto misunderstanding abbastanza clamoroso dell'arbitro. L'arbitro che inverte il fischio clamorosamente. Sbagliato clamorosamente. Si lamenta coach Minincleri, ma sì, tutte vabbè, le ragioni. Diciamo, ci sta al lamento, ma l'errore era piuttosto evidente e grave, insomma. Strano anche che gli arbitri non siano tornati sui loro passi. Adesso comunque pressiamo tutto campo, andiamo a raddoppiare, forse in frazione di 8 secondi, no, eravamo al limite. Poi però un passaggio troppo lungo, Reyer perde la palla, la recupera Mabiglia che finta il tiro, serve Maschietto, spalle a canestro, molto bene, va a fare a sportellate, poi può riaprire per Sponchiado, riapre per Sponchiado che spara subito da 3, leggermente impreciso il suo tiro, sì. Era un buon tiro. Sì, Conegliano sta pagando un attimino in termini di punti qualche azione del Ferro che ha sputato fuori alcuni tiri, dall'altra parte però invece grandissima penetrazione da parte di Reyer, 2 punti più tiro libero aggiuntivo per Anna Sabic. Sì, Anna Sabic, ricordiamolo, quasi imparentata con la nostra capitana delle mamme a canestro Anna Gaudenzi. Esatto. Giovanili alle Bis Pesaro e poi 2 scudetti, Under 15 e Under 17 con la Reyer, e anche europeo Under 16 nel 2025 in Romania. Intanto abbiamo il piacere di ospitare oggi il sindaco di Tarzo, Davide Carpenè. Un parterre di un certo tipo qui al Pala BFC sì. Oggi. Salutiamo il sindaco Carpenè e dobbiamo salutare purtroppo anche Girolamo Gerry Mazzariol che ci ha lasciato 2 giorni fa. Gerry, giocatore prima della Vigore giovanili, poi diversi anni a San Vendemiano ma anche alla Globus Invicto. Un ottimo giocatore, soprattutto un'ottima persona e un amico. Purtroppo ci ha lasciato molto presto. Ciao Gerry e fai buon viaggio. Allora, con il saluto a Gerry approfittiamo per dare un attimo di spazio ai nostri sponsor. Cinque minuti alla fine di questo secondo quarto, una partita tra BFC e Reyer, partita che si è sempre, ha sempre progredito con nel segno del pareggio, perché queste 2 squadre si sono
affrontate, superate di 1, andate sotto di 2, 20-19, un equilibrio incredibile. C'è stato un momento di questo secondo quarto in cui sembrava che BFC avesse trovato la chiave per leggere bene la difesa di Reyer, andare facilmente a canestro, ma subito le ragazze veneziane invece sono salite in cattedra e hanno ribaltato la situazione. Quindi grande equilibrio, bella partita, un bel basket. È buono anche il palleggiare questo tiro in lunetta di Antonello, però ancora una volta il ferro sputa fuori il tiro delle atlete coneglianesi, però recuperiamo. Rimbalzo difensivo, Sponchiado in campo aperto, subisce un contatto, subisce un altro contatto, va a segnare con il fallo, ancora una volta sarà end one per Sponchiado. Allora Fabri, veramente Marta ci sta mettendo tantissimo concentrazione, ma anche veramente non molla niente. Sta mettendo tutta la sua caparbietà, d'altra parte è una ragazza che ha una forza di volontà e un'attitudine veramente eccezionale nei confronti di questo gioco. Gioca molto spesso anche sul dolore per vari infortuni che ha avuto in questi anni, ma non manca mai un allenamento, dà sempre il massimo e poi anche in partita si comporta di conseguenza. Dall'altra parte ancora Sablic, se non sbaglio, che va a ci farci porta tutti vedere a lezione di ballo. Sì. Adesso Amabiglia che sembra rinunciare al tiro, invece step laterale, recuperiamo rimbalzo con Maschietto, poi controlliamo in qualche modo con Sponchiado, attacco testa, si chiama il pick and roll proprio con Marta Maschietto. 6 secondi alla fine sui 24, bel giro di Serena Marton che però sbaglia. Sablic in campo aperto, rientra anche Serena, però completamente libera dal Zilio che sbaglia. Ancora un rimbalzo in attacco per Venezia, dobbiamo stare attenti a questi secondi tiri che stiamo concedendo. Beh, sicuramente non dobbiamo dare queste possibilità alle terribili giovani veneziane che di nuovo si provano da 3 e quasi si riprendono il rimbalzo nuovamente. Adesso taglia fuori monumentale di Sponchiado che poi va a recuperare la palla in qualche modo. Bello il pallone di Marton per Maschietto. Sì. Si esalta anche il pubblico che anche questa sera riempie il Pala BFC in ogni ordine di posti, quasi. Ancora qualche posto nella curva ospite. Ancora un buon tagliafuori da parte di Antonello. E fallo, diciamo, della Libera a fermare l'azione di Antonello, ma in realtà è già in bonus Fabri. Sì, saranno 2 tiri liberi per Veronica. Intanto a Cusignacco, Buckets Cusignacco 65, Pordenone 43. È finita Fabri? No, nel quarto, siamo a metà dell'ultimo quarto circa. Pordenone sta anche reagendo perché il parziale è di 13-5 in quest'ultima frazione, però aveva comunque accumulato un certo distacco nei primi 3 quarti. E salutiamo le nostre ex atlete che sono ora in forza a Pordenone. Nel frattempo Antonello un 2 su 2 che quindi con l'azione precedente sull'asse Marta Maschietto Serena Marton aveva portato ad un canestro, altri 2 liberi di Antonello, più 4 BFC che scava un piccolissimo guado per distanziarsi dalle lagunari. Tanto anticipiamo appunto quello che sarà lo sponsor day, Auto Torino, che supporta dall'anno scorso il basket femminile conegliano. Auto Torino è il principale dealer in realtà di automotive in Italia, con ben 74 filiali in tutto il paese. Nella nostra zona a Susegana il punto di riferimento per i marchi BMW, Mini e la cinese BYD o BYD, se vogliamo dirla all'italiana. E alla veneta come si direbbe, non lo so. Bid. Ok, bene, per un momento. Che però non suona benissimo. Speriamo di non perdere lo sponsor a causa delle nostre comprare una stupidaggini.
Io tra l'altro ho guidato una bid recentemente, Fabri, in Germania. Ma c'è anche il nostro regista volante Christian Giomo che ha una macchina aziendale bid. Ci sono salito, è una macchina molto tecnologica, piena di schermi, piena di regolazioni e di telecamere. Lui dice che si trova molto bene, peraltro. Bene, allora riprendiamo la linea adesso dal campo con... Vediamo la Reyer come si troverà ad attaccare la difesa a zona adesso di Conegliano, che funziona anche abbastanza bene, non funziona altrettanto bene il rimbalzo difensivo, quindi altra possibilità per le veneziane. Buona la difesa di Amabilia, poi va a chiudere benissimo Boccalato. Riesce a tirare comunque Venezia, Amabilia in contropiede, Boccalato spalle a canestro, a sportellate, poi molto bene, brava, fallo brava. veramente deciso da era parte l'unica cosa che poteva fare per di impedire Bianca Rossa. Rossignoli, credo. Sì, era È il l'unica cosa che secondo poteva fallo, fare. tra l'altro. E saranno 2 tiri liberi per Ross Boccalato, che sta avendo un impatto sulla partita veramente molto ma molto importante. Ancora sfortunata ai liberi, però. Segna il secondo Rossana per il più 5 a 2 minuti dalla fine del secondo quarto. Adesso si rimette a correre Venezia perché si era un attimo impantanata su delle ottime difese coneglianesi. Va a trovare un buon tiro aperto, no, non tira, sì adesso tira. Completamente libera Sablic, sbaglia, ci grazia un po' in questa situazione. Però purtroppo siamo un attimo in difficoltà a rimbalzo, Fabri. Stiamo pagando a rimbalzo, però siamo anche un po' sfortunate perché avevamo quasi recuperato questo pallone, poi invece non riusciamo a chiudere questo recupero. Ti stavo dicendo prima che perdessimo il pallone in maniera comunque accidentale, che la difesa di Conegliano sta andando veramente molto bene, mentre a rimbalzo rimane superiore la squadra veneziana. Adesso una palla recuperata ancora, è un contropiede veneziano, fallo da parte di Boccalato. Purtroppo sì, sono comunque molto rapide in difesa, molto attente le nostre avversarie e poi sono molto efficaci a rimbalzo in attacco, bisogna dire. E sono molto giovani. Come ricordava, sicuramente, quindi molto vispe dal punto di vista fisico, dal punto di vista atletico, precise ai tiri liberi, ricordiamo. E poi dobbiamo dire che appunto l'assenza di Emma Daidone sotto canestro, anche se è rientrata Marta Maschietto, l'assenza di Emma secondo me si fa sentire. Sicuramente una giocatrice che è stata determinante in alcune partite in cui ha segnato moltissimi punti, ma è stata proprio determinante anche proprio per l'impostazione del gioco da parte di BFC. Tra l'altro se pensiamo che Marta Maschietto si è fatta male praticamente alla seconda di campionato, poi Daidone è salita in cattedra, fortunatamente per noi almeno registriamo il recupero di Marta proprio in corrispondenza all'assenza di Emma. Speriamo di averle anche a un certo punto magari tutte e due assieme, come è stata per le prime 2 partite. Ancora un contatto non fischiato, un tiro sbagliato purtroppo da parte di Amabilia. E 26-27, 34 secondi alla fine del secondo quarto, Reyer in attacco. Buono il recupero di Boccalato che poi va in campo aperto. Chiude, finta il passaggio fuori, sbaglia da sotto, prende il proprio rimbalzo. Poi però è velocissima dal Ziglio con le mani a rubarle il pallone. Potrà andare fino alla fine la Reyer, infatti attacco pugno. Rigoni, poi Sablic da 3, sbaglia, rimbalzo di Maschietto, ancora un contatto non fischiato. E niente, il tempo finisce, il primo tempo si chiude sul 27-26 per BFC, una partita quindi completamente aperta. Adesso una piccola pausa e poi appunto l'intervista in campo con il main sponsor.
Buonasera, siamo qui nella pausa lunga di questa partita tra Conegliano e Reyer con Angelo Zottini. Oggi lo sponsor day è Auto Torino. Auto Torino è qui a Susegana, ma è una realtà invece molto più grande. E raccontaci qualcosina, Angelo, benvenuto. Sì, grazie a tutti per l'ospitalità, soprattutto al BFC. Ci fa piacere sostenere questa realtà del territorio. Auto Torino è una realtà che lavora da più di 60 anni nell'automotive e in questa zona, specialmente Conegliano e Friuli, è da 5-6 anni e quindi ha piacere riuscire a sostenere il territorio. Come nel basket e tutti gli sport c'è il bisogno di fare il passaggio giusto, l'assist, Auto Torino vuole sostenere le squadre e lo sport, oltre alla pallacanestro sostiene anche altre realtà, perché vuole essere di sostegno al territorio per poter permettere di scegliere quindi sostenere poi le varie realtà per questo motivo. Quindi come azienda fate gli assist alle società, insomma noi potremo fare il passaggio giusto passando a trovarvi a Susegana. Ci mancherebbe, siamo qua apposta. Infatti su Susegana rappresentiamo il brand BMW, Mini e BYD, che è un nuovo marchio che sta entrando nel territorio nazionale, arriva dalla Cina ma sta facendo dei prodotti molto molto validi. Benissimo, allora noi vi ringraziamo per il sostegno che date allo sport. Ti anticipo che BFC poi in ogni partita, oltre a dare spazio agli sponsor, dà anche spazio a delle associazioni del territorio. Oggi ci sono qui gli amici di Little Run e quindi dopo la partita racconteremo anche di loro. E grazie al vostro sostegno, insomma, diamo sia spazio allo sport e ai valori dello sport e anche a tutte le associazioni del territorio. Grazie mille. Grazie a voi, grazie a tutti e buona partita. Grazie. Ciao, grazie.
Riprendiamo la linea qui, terzo quarto di questa partita molto equilibrata tra BFC e Reyer, BFC 27, Reyer 26, il terzo periodo, il punteggio è basso, a discapito comunque di un buon basket Fabio che abbiamo visto in tanta velocità, qualche fischio diciamo non pervenuto, ma tutto sommato come dicevamo nei parametri di un equilibrio sostanziale nel giudizio, che quindi fa sì che questa partita sia comunque godevole, nonostante il punteggio sia relativamente basso. Sì, un'infrazione di passi di Veronica Antonello, ma anche un infortunio purtroppo a credo che sia Sara Zilio. No, è la numero 35, Emma Maggiolaro, che forse si è storta la caviglia, una leggera distorsione, speriamo niente di grave. Un grande in bocca al lupo ad Emma. Però sì, come dicevi giustamente, nessuna squadra riesce a prendere il sopravvento. Conegliano ha cercato di scappare un paio di volte, ma con dei piccoli vantaggi di 5 punti al massimo, ma le giovanissime ragazze della Reyer sono state subito pronte a recuperare e adesso addirittura andare sul +2. Anzi, si puniscono con la loro terza bomba della partita. Le prime due erano state fortunate, ma questo è stato un ottimo tiro aperto, altro ottimo tiro aperto questo. E questa è una bella azione, perché un bellissimo taglio di Silvia Marcon, che poi vede direttamente sulla ricezione, vede in angolo Claudia Mabiglia, che da quella posizione lì è veramente una sentenza. Adesso quasi una palla recuperata da parte di Elena Lazzari, anche Conegliano mette grossa pressione in difesa e costringe a un cattivo tiro Venezia. Poi purtroppo perdiamo la palla in campo aperto con Boccalato. Brave le veneziane, brava ancora Silvia Marcone andare a oscurare la vallata. Esatto, preciso, pulito, complicato e viva. E viva. È rimessa per Reyer con 18 secondi comunque per terminare l'azione. Era venuta molto velocemente in attacco, adesso Antonello non si accorge che il passaggio era per lei. Bravissima poi sì. Giulia D'Alzilio a chiudere. Brava al ferro. Con un contatto a mio avviso sanzionabile. Sì, sicuramente. Comunque era gradevole, non godevole quello che volevo dire. Ma anche godevole, bello. Sì, non so se esiste. Dopo verrò cazziato. Perché è più di gradevole, no? No, verrò cazziato da mia moglie che ha fatto il classico. Con tutta l'insopportabilità di una moglie che ha fatto il classico. Sì, esatto. Che io conosco quando bene. Dice, che io conosco bene. Esatto, quando ogni parola deriva dal greco, anche quelle che derivano dal latino adesso. Ma comunque va bene così. Silvia Marcon. Purtroppo perdiamo perde un altro palla. pallone, purtroppo. È ancora in superiorità numerica la Reyer. In questo caso Boccalato va anche a rischiare il fallo. Sì, ha fatto un mezzo miracolo qui Boccalato per riuscire a bloccare l'azione offensiva di Reyer, che è sul +1, ricordiamolo. Ricordiamo anche che la maggior parte di queste ragazze è del 2008-2009, anche qualche 2010. Abbiamo Matilde Rigoni come 2007, le altre sono tutte più giovani. È una squadra giovanissima. Adesso da 3 punti Veronica Antonello sbaglia. Andiamo rimasti in attacco con Boccalato. Ecco, se posso dire, in questo frangente forse ci stiamo cercando un po' meno di quanto stavamo facendo nel primo tempo. E questa è una cosa che può essere pericolosa. Sai Fabri, probabilmente ci sono dei momenti in cui si vorrebbe dare un'accelerata alla partita, magari cercando l'azione personale, cosa che può da una parte magari, se le cose vanno bene, gasare la squadra, dall'altra insomma metterla un po' in difficoltà. Purtroppo adesso aveva giocato molto bene Conegliano, però Boccalato non è riuscito a trovare la via del canestro, ma palla recuperata da parte di Lazzari per Antonello. Lazzari ha visto tutto 2 passaggi prima, una capacità di leggere il gioco eccezionale. Ancora Veronica che finta il tiro, poi serve
proprio Boccalato che ancora una volta è sfortunata. Sfortunatissima direi Fabio, perché veramente i tiri da 3 oggi ci stanno uscendo per non nulla, ma grandissima Claudia Mabiglia. Però Ha recuperato con un pallone da per terra, dalla spazzatura praticamente, poi è andata anche via in contropiede, Sì, ha però, cercato in tutti i modi di servire Boccalato. Poi un infortunio ad Anna Sablic. Sì, Anna Sablic si blocca, speriamo non sia nulla, sembra toccarsi il polpaccio come se fosse un dolore muscolare. Forse si è un po' stirata, intanto Sì, entrano le esce- nostre Sara Girls. Esce sulle sue gambe ma zoppica. Sì, sta zoppicando. Sì, un leggero stiramento al polpaccio. Io ho preso uno strappo, ricordiamo 3 mesi fa, gli amici che ci ascoltano, al mio primo allenamento della stagione. È ultimo immagino, Primo perché ed a quel ultimo. punto Esattamente. ancora Boccalato che va a giocare spalle a canestro, che può essere una chiave della partita, però sta facendo fatica perché la difesa veneziana è molto attenta su di lei. Adesso un cambio, entra Marta Maschietto, entra anche Sponchiado, escono proprio Boccalato e Silvia Marconi. Allora Fabri, abbiamo parlato degli amici di Littorano, abbiamo parlato di Autotorino, iniziamo a introdurre quello che accadrà alla fine della partita, ovvero verrà premiata l'MVP, che proprio voi, pubblico da casa che ci segue, potete contribuire a definire chi sarà questa MVP, che si porterà a casa l'MVB, cioè l'MV Book della giornata, Why So Serious, la storia di Jokic, un giocatore appunto incredibile, letteralmente incredibile, e questo libro appunto viene donato dalla libreria Tra le righe di Conegliano all'MVP del match. D'altra parte avremo comunque il piacere di premiare coach Francesca Di Chiara con una bottiglia Magnum di Buzz Wine, altro main sponsor di BFC. E mentre ci stai ricordando giustamente quelle che sono le nostre collaborazioni, di cui tra l'altro andiamo molto orgogliosi, sia con la libreria Tra le righe che con l'annosa collaborazione con Buzz Wine, in campo sta succedendo letteralmente di tutto, con svariati tuffi in mezzo all'area, poi recuperiamo in qualche modo il pallone, adesso è Lazzari che si fa largo e riusciamo a servire Veronica Antonello e ancora una volta il ferro ci beffa facendo girare e uscire il pallone. Allora, Però abbiamo Fabri, costruito anche in questa situazione un buon tiro. Molto bene, sì, con una Mambiglia che subito libera Antonello per un tiro aperto interessante, dall'altra parte Sponchiado, ancora grandissima intensità in difesa, buon tiro aperto anche per Reyer che lo sbaglia, però va a prendersi il rimbalzo. Adesso è Lazzari che va a tuffarsi letteralmente un'altra volta col pallone. Allora magari non stiamo vedendo un basket bellissimo, ci sono tanti errori, però la voglia che ci stanno mettendo in campo le ragazze da ambo le parti è veramente ammirevole. Sì, il punteggio rimane basso, gli errori sono molti, sicuramente c'è tanta atleticità, ma se riusciamo a trovare la chiave per segnare dei canestri un po' più semplici, forse possiamo pensare di girare l'ago della bilancia verso Conegliano. Sì, purtroppo non stiamo riuscendo a concretizzare molte situazioni in cui giochiamo forte in difesa, riusciamo a recuperare la palla, poi dall'altra parte tanti errori purtroppo, ma anche perché la difesa veneziana è comunque molto attenta e anche abbastanza aggressiva. Adesso buttano letteralmente nella spazzatura un pallone e quindi possiamo tornare in attacco, cercare di nuovo di andare in vantaggio. Magic Zanardo a ricevere il pallone per Veronica Antonello, sempre a uomo la Reyer. Abbiamo anche Aura Minincler in attacco, è servita molto bene Maschietto che sbaglia però da sotto, e devo dire che forse in questa situazione non c'è stato neanche nessun contatto.
No, è stata proprio probabilmente si è solo trovata troppo libera, ma Marta su un si ottimo aspettava- passaggio, sì, Fabri, lasciamelo dire, di Giorgia sì. Zanardi. Intanto Antonello torna fuori dall'area, riesce a trovare un tiro a Mabiglia. Fortunatamente il rimbalzo per Aura Mincleri, che si prende una stoppata sporca che le permetterà di andare in lunetta, e in questa fase probabilmente questo era il massimo che poteva fare Aura. Ma sai, in queste situazioni qui formare il gioco, andare in lunetta può essere una buona idea. Poi bisogna segnare i tiri liberi e mi sembra che Aura sia un po' lunga su questo primo tentativo, ecco. Vediamo se riesce a riprendere un po' meglio la mira sul Lunga, secondo. lunghissimo anche il secondo, ma c'è Marta Maschietto che prende il rimbalzo in attacco e poi confeziona un cioccolatino per Claudia Mabiglia. No, era Scusa, sì, infatti. Magic Giorgia Zanardo che Giorgia Zanardo, ecco. lo Ha mangia passato- senza nemmeno scartarlo il cioccolatino, senza leggere neanche la frase neanche la dentro. frase. Tra Adesso- l'altro la frase che di solito è sempre la stessa, ovvero la risposta è dentro di te, ma è sbagliato. ma è sbagliata. Quello però devi girare il bigliettino per leggerlo. Ok, bene. Adesso esce il capitano, il giudice Claudia Amabiglia, ed rientra Serena Marton. Non rinuncia coach Angelo Mincleri a far ruotare le proprie giocatrici, e fa Certo. bene, perché serve molta lucidità in questa partita che sembra una partita a scacchi, Fabri. Sì, Una mossa alla volta. davvero difficile da interpretare perché, ripeto, squadra molto giovane, teoricamente anche inesperta, però squadra organizzata molto bene da coach Di Chiara, con la vice Anna Gini, che tra l'altro ricordiamo Anna Gini. in campo a sì. NPT. E quindi davvero non facile. Adesso ci pensa Marta Maschietto, che mi sembra di aver preso un po' in mano la situazione da una parte e dall'altra del campo. Si va sì. a guadagnare 2 tiri liberi Marta. Allora, se c'è forse una chiave, un attimo, anche se comunque siamo già al terzo quarto, quindi non so se questa mia lettura possa aver senso, ma ci sono 2 giocatrici di Reyer gravate di 3 falli, Conegliano invece al massimo 2, quindi si sta appesantendo un attimino la situazione falli di Reyer, e Conegliano probabilmente continuerà un attimo, se continuasse appunto a insistere, provare a entrare, a andare Mettere la vicino al palla dentro, canestro. certo, guadagnare dei falli e appressare a tutto campo come stiamo facendo. È ancora Marta Maschietto che va a concretizzare, diciamo, questa ottima difesa a tutto campo di Conegliano con un recupero. Adesso giustamente Veronica Antonello vuole giocare, finta il passaggio, poi prende il passaggio, è freddissima Aura Mincleri da fuori dopo 2 tiri liberi tirati contro il tabellone, diciamolo. Va a prendere un tiro Di una... da 5 metri con una Esatto. disinvoltura, come Ne aveva preso fosse uno anche nel primo in striscia. quarto, Fabri, che il ferro ha fatto di tutto per sputare fuori, era quasi perfetto, quindi Aura, come si dice, grande coraggio, perché appunto non è da tutti prendersi magari un tiro da quella distanza dopo aver sbagliato 2 liberi, ma invece lei con freddezza lo ha fatto. Quindi piccolo break di Conegliano, 36 Conegliano, 31 Reyer. Diamo un attimo di spazio ai nostri sponsor. Riprendiamo la linea, allora 3:23 alla fine di questo terzo quarto che era iniziato con la Reyer in vantaggio di 1 punto e che adesso vede Conegliano in vantaggio di 5, ma come commentavamo, perché anche durante il passaggio sponsor io e il buon Fabri ci stavamo confrontando, sicuramente la squadra Reyer è una squadra piena di talento e assolutamente imprevedibile nel gioco, quindi Conegliano adesso deve mantenere comunque molta testa, deve appunto
puntare sull'intensità, ma Reyer in questo caso esce bene dal pressing alto di Conegliano e si trova adesso a gestire il gioco fuori dalla linea dei 3 punti, facendo girare la palla. Conegliano riesce, se non altro, a far mangiare diversi secondi con questa difesa, con questa pressione a tutto campo, e quindi Reyer poi arriva alla fine e commette addirittura appunto l'infrazione di 24 secondi, ma per tutto il lavoro che è stato fatto anche dall'altra parte. Sicuramente può essere una chiave della partita, può essere una chiave della partita da parte di una squadra che non ha paura ad affrontare una squadra giovane e molto atletica, diciamo, sul suo campo. Certo, come ma Conegliano. Fabio, io penso appunto che tutto questo, come dicevi tu, sia frutto di un logorio costante dato appunto da questa difesa alta di Conegliano. Adesso vediamo invece E in anche attacco il logorio della Conegliano. vita moderna, come diceva il buon Esattamente. Ernesto Calindri, che tu non ricorderai perché sei troppo giovane, Fabri, ma io siamo dall'alto alla delle mie stessa età. 55 primavere posso ricordare il carosello. Diciamo che Fabri sta mentendo perché al massimo avrà 45 anni. Parlavamo appunto Ti dirò di più, dell'imprevedibilità. 55, ma 75 percepite da Spotify ultimamente. Ma guarda che Spotify ha dato anche a me del settantenne, ma anche a mia figlia comunque. Marta Maschietto comunque insiste sotto canestro e continua a crederci. Più 3 Conegliano, 2 minuti e 9 alla fine del terzo quarto. Adesso la complicazione per Conegliano è che deve gestire questa azione d'attacco con soli 9 secondi nel cronometro. Allora Mincleri prova a scaricare su Serena Marton. Serena Marton attacca molto bene, prende due liberi con una giravolta sotto canestro, un tiro che risulta corto, ma l'azione fallosa era piuttosto evidente. Tra l'altro quarto fallo della Reyer che esaurisce il bonus con questo fallo. Di Conegliano invece ha solo un fallo, ancora 2 minuti alla fine di questo terzo quarto. Ancora sfortuna un po' per Stregato Conegliano, oggi il veramente. canestro per Oggi è Conegliano. un effetto flipper anni 80. È lungo il secondo, si lotta a rimbalzo, ne esce Magic Zanardo prendendo un pallone preziosissimo in questo momento della partita. Poi è Serena Marton, aggressivissima anche la Reyer, e di là c'è Antonello che spara da 3, imprecisa ancora una volta, però in qualche modo Magic Zanardo Con recupera lo il pallone. sguardo, sì, con lo sguardo ha spostato magneticamente il pallone. alla quindi- Giuca Casella. Esattamente. Si chiama intento, questo tipo di forza invisibile si chiama intento, Fabio. Poi ancora Marton dentro l'area, ancora sportellate, ancora a prendere contatto, però sbaglia. Però Zanardo mette le mani sulla palla, poi ne esce la Reyer, c'è Sablic di nuovo in campo. Guarda Zanardo come ha recuperato la posizione in difesa e sta veramente dando grande intensità. Minincleri contro Sablic, si conoscono bene le due perché ricordiamo Minincleri, tanti anni alla Reyer, Sablic ci fa vedere una cosa alla Steph Curry comunque. Ah sì, Eh? Per il una 36 pari, Steph Curry che uno Steph incredibile. Deck. Ah sì. Se un attimo e siamo pari, però Allora Avraham Minincleri Mincleri vuole replicare, sempre con l'aiuto del tabellone. Zanardo prende il rimbalzo d'attacco, poi però nell'impeto la palla colpisce una coscia e palla per la Reyer. e ci 1 minuto e ritroviamo, 01, esatto, 36 pari. sul 36 pari, come si dice, in un attimo. Fabio, ma questa azione di Anna Sablic è sicuramente da highlight. Da highlights, la segnaliamo prontamente a Double T per i suoi montaggi video che lo occupano durante buona parte della settimana. Ma la giustifica gliela firmate? Fermiamo tutto ormai, facciamo firmare il presidente Marco Giordano, studente atleta E studente regista, e studente regista, anche. quindi è Doppiamente giustificato. Addirittura da casa sua sì, prova ad abbattere il caso- tabellone, ma non ci riesce. Amelia Rossignoli Bianco. Allora, 36 pari, 46 secondi alla fine di questo quarto, che per un attimo
sembrava aver visto la BFC capire come potesse casare la partita, invece niente. Reyer è tornata assolutamente in partita, pericolosissima. Vuole un fallo Serena Marton, ma non è questo il metro arbitrale oggi. E adesso Maschietto che va a incrociare, le fischieranno un'infrazione di passi, secondo me per aver interrotto il movimento, perché in realtà il piede perno l'aveva tenuto giù. E adesso coach Midincleri se la gioca proprio. Entra Livia Torazza per dare Se la gioca un po' tutta di proprio. ossigeno a Sì, probabilmente per Georgia. quest'ultima azione difensiva, però supera bene il pressing la Reyer. Lo elude molto bene Reyer, adesso prova a costruirsi questa azione d'attacco sfruttando tutti i 15 secondi che mancano, anzi ne ha solo 10 a disposizione. Vorranno ovviamente andare a tirare alla fine, ancora uno step back, ancora il tabellone, si lotta a rimbalzo, esce boccalato, 3 secondi alla fine, prova da metà campo e quasi la mette Ross. Chi ha lavorato su questo, ricordiamolo, ha lavorato anche su questo tiro. Ha lavorato sempre praticamente Ross. Sempre. Niente, dai, c'è tutto da giocare, ultimi 10 minuti, 36 pari, punteggio abbastanza basso. Abbiamo una partita qui al Pala BFC, adesso un po' di pausa, lasciamo passare i nostri sponsor e poi ci rivediamo per l'ultimo quarto. Riprendiamo la linea per il quarto quarto di questa partita tiratissima, Fabio 36-36 la tensione, il pubblico sta cercando di stemperarla sulle note messe in campo da Double T, tuttavia insomma Conegliano sente un po' la responsabilità di portare a casa questa partita. Sì, perché non è facile giocare, ti trovi di fronte a una squadra di 17enni, 18enni, ti giochi comunque la possibilità di metterle a 4 punti di distanza e di restare aggrappato in qualche modo ai primi posti e loro sono lì, e continuano a giocare con tutta la loro faccia tosta. Adesso Sponchiado, si lotta a rimbalzo, esce Reyer con la palla con Sablic, no scusate, con Rossignoli che supera anche la metà campo. Faiardo, poi un fallo di Sponchiado. Primo fallo per Marta Sponchiado, primo fallo di squadra di questo quarto quarto per BFC, ovviamente perché è appena iniziato il quarto. Tanto buonissima. Completamente libera, sbaglia fortunatamente, ma poi Maschietto fa un errore che non bisognerebbe fare in queste situazioni, cioè, madonna, che passaggio, purtroppo Livia Torazza aveva fatto tutto bene, Sì, e poi ha passato la palla sui piedi a Serena Marton, ma dall'altra parte ci pensa la Reia a passare la palla contro il logo del BFC. Sì, l'ha fatto pari e patta. molto bene Livia, perché era riuscita a uscire indenne dalla bara del playmaker e a
provare a l'altro. servire sotto canestro. Appunto, il passaggio è solo stato leggermente troppo schiacciato sul piede, peccato. Per fortuna nostra di Conegliano invece anche Reyer si gioca male l'azione di contropiede. Adesso dobbiamo ragionare, mettere testa e trovare tiri facili, ragazzi. Sponchiado con la palla, consegnato per Torazza. E Boccalato che serve Maschietto molto bene. Si gira Marta, sbaglia da sotto. E questi sono errori purtroppo che ci tagliano un po' le gambe. Vabbè, non importa, comunque Dobbiamo continuare a credere. esatto, ci crediamo Assolutamente. perché cioè, dobbiamo fare questo, liberare sotto canestro per dei tiri facili. Adesso quasi un'infrazione di passi. E poi dai 3 punti ci punisce. Ci punisce dalla libera, credo. Credo di sì, Fabri, sono 39 i punti per Reyer, 36 quelli per Conegliano. E poi un contatto durissimo sul blocco tra Marta Maschietto e Rigoni. Sì, il fallo viene fischiato da Rigoni che Ed escono proprio Maschietto e Sponchiado per Veronica Antonello e Claudio Amabiglia. Abbassa anche un po' il quintetto. Coach Minincleri dentro ha teoricamente come lunga, che poi è sempre un'esterna, Boccalato, che però in effetti va a giocare spalle a canestro adesso. Rischia di andare fuori, tocca la linea. Scuote la testa. Però Boccalato. 8,05 alla fine, 39-36. Si alza la difesa di Amabiglia. E poi è Boccalato a recuperare, può andare in campo aperto e lo deve fare. Deve attaccare il ferro in questa situazione e invece purtroppo perde la palla. Si torna in difesa. Reyer in attacco. Tiro rovesciato, addirittura sbagliato, però rimbalza in attacco ancora delle Orogranate. Adesso in qualche modo riusciamo a metterci una pezza, poi in effetti Serena Marton leggermente in ritardo va a commettere fallo. ah sì, con l'anca commette fallo. Su È Meggiolaro. rimessa per Reyer, il secondo fallo di squadra per BFC di questo quarto. Sono 7 minuti e 30 quelli che ci dividono dalla fine di questa partita che si sta un po' complicando per BFC, che non riesce a trovare la via del canestro. Adesso Reyer mette la palla in campo con difficoltà perché arriva una mano di Amabiglia a sporcare il passaggio. Ancora rimessa per Reyer, 14 secondi ovviamente. 7,29 alla fine, 39-36. Ancora consultazioni tra arbitri e tavolo. Stavano consultando l'oroscopo di Paolo Fox per il 2026, Fabio. Meggiolaro contro Torazza, se la porta un po' a scuola. Esatto. Purtroppo poco può fare, ma brava anche Meggiolare comunque. Segnare questo canestro. Più 5 Reyer. Partita che si complica per BFC. Però, ci pensa subito Antonello. Antonello non ci sta. Nel cuore dell'area la Reyer, poi di nuovo Meggiolaro con la palla. Vuole attaccare ancora Torazza. Come prima però deve scaricare fuori. Viene sputato fuori la palla. Si lotta su questo pallone. Il possesso è per Conegliano. Ci voleva questo possesso, Fabri, perché se fosse entrato questo tiro da 3 veramente per Conegliano sarebbe stato piuttosto complicato lo scenario, che ha visto una imprecisione percentuale di Conegliano da 3, che però non deve dare il messaggio che Conegliano non abbia preso buoni tiri. C'è stata veramente una buona dose di sfortuna. Adesso c'è Sponchiado che subisce un fallo, lo fa vedere come solo lei sa fare. Ancora una volta saranno 2 tiri liberi di Sponchiado, ancora una volta una buona scelta da parte di Marta.
che è molto abile, bisogna dire, a far vedere questi contatti. Però il primo tiro libero è corto. Il secondo è dentro. Sì, ok. Cos'è successo? Qua ci siamo un attimo persi perché si lamentano un po' tutti. Noi non sappiamo cosa sia successo perché stavamo facendo X sta Y come... Secondo fallo di Amabiglia. E... Boh. Però è sul tiro, quindi liberi. Saranno 2 tiri liberi adesso. Il pubblico non è Comunque Fabio, la mia d'accordo. domanda è c'è? C'è, ok. Ah. Ok. Scusate, Ok. ma sono Reyer situazioni 40. logistiche che stiamo gestendo qui mentre facciamo la telecronaca. Ok. Ok, fase 2. Siamo ancora qua. Già, come dice Vasco Rossi. Non so chi stia tirando perché i capelli mi oscurano il numero. È una tattica che usa la Reyer per non far accoppiare difensivamente la squadra avversaria. Infatti tiene il numero molto alto Fabio, nella schiena. Adesso Amabiglia con la palla, potrebbe attaccare, vuole attaccare, giocarsi un pick and roll, poi sbaglia il passaggio di sponda, ma c'è Antonello che può attaccare il ferro, lo può fare, subisce un contatto, ma poi il fallo è fischiato a Magic Zanardo. Un tiro così, un Ma contatto sì, del genere di solito andrebbe si- un po' sanzionato. Di solito ecco, si fischia. Diciamolo. Di solito si fischia, ma Si lamenta il pubblico. diciamo che noi dobbiamo mantenere una certa neutralità, quindi non possiamo dire che l'ordine del pubblico è ogni tanto fischia un fallo anche per i bianchi. No, è che questi contatti sul tiro influenzano ovviamente. Beh, poi Attenzione, Antonello ha fischiato un fallo per i bianchi. attenzione perché Antonello è andato a strappare letteralmente la palla dalle mani della giocatrice che stava andando a canestro. È il quarto fallo per la numero 44 Giulia Del Zilio. Ora 39 BFC, 42 Reyer, 5:57 alla fine di questa partita. Adesso è il momento ragazze di Metterci qualcosa, ancora un fallo su Amabiglia. È il quarto per la Reyer, andremo in lunetta dal prossimo. Si esaurisce adesso esattamente. il bonus per le nostre ospiti. Marta Sponchiado a battere la rimessa, vediamo come se la gioca coach Mincleri. Un gioco per liberare Veronica Antonello che corre. Prende la linea di fondo, Sì, poi però perde quasi la attenzione. palla. Secondo Io me qui sinceramente qui non la palla sarei era stato così oro granata, sicuro Fabri, di tutta la affidarla vita, alle tutta la bianche, vita, quindi sì. dobbiamo dirlo. Un po' di compensation. Sponchiado si allarga, non tira da 3, ma aspetta la doppia uscita. Cerchiamo Antonello in questo momento, step back laterale, sbaglia il tiro, si lotta a rimbalzo, Magic Zanardo subisce, passi addirittura, passi. Lasciami dire che il rimbalzo Passi. era di Amabiglia che aveva fatto un Sì, numero no, il rimbalzo incredibile era di Amabiglia. per toccarla Zanardo. Assolutamente. Zanardo fa dei passi, A me è sembrato passi in contatto, che avesse diciamo. subito Chiamiamoli passi un in contatto. esatto. E adesso invece abbiamo Sponchiado, che anche lei legge tutto e va a appoggiare da sotto per il -1. Bravissima Grande Marta, grande bravissima, Marta. bravissima. Grande lettura in un momento decisivo della partita. 41 BFC, 42 Reyer con la palla in mano. Dobbiamo dire che anche per BFC in questo momento il quintetto è abbastanza giovane. Bene, buonissima. Zanardo e benissimo Lazzari. Sì, brava Elena. Poi parte Piano. Amabiglia prende un tiro avventato e il fallo sarà Di di Zanardo. Zanardo, lo sappiamo. Di Zanardo, sì. E tra l'altro sono 2 tiri liberi, peccato però. Sì. Perché avevamo veramente recuperato una palla in maniera... Tanto Fabri, registriamo
un numero di spettatori record, sono 800 che ci seguono. Noi ovviamente puntiamo a ben altre cifre, ma siamo davvero Esatto. orgogliosi di questo risultato, che è solo un punto di partenza. E non Per un arrivare a punto 1 di milione di visualizzazioni, assolutamente. giusto? Intanto segna C'era Dal Zilio. 1 milione di nuovi posti di lavoro e noi invece puntiamo a 1 milione di visualizzazioni. Va bene. Speriamo che non ci più o meno licenzino dopo questo. il tenore è quello. E intanto Un Dal 2 Zilio, su mentre 2, noi un 2 su 2 per Reyer. diciamo delle cose a Vanvera, mette un 2+2 in un momento decisivo della partita per andare a +3. Esce Magic Zanardo che ha messo grandissima intensità in questa partita, ha messo come sempre grande energia, grande generosità. Antonello con la palla, 10 secondi, vuole attaccare, si prende uno step back, è corto il tiro, ma Marta Maschietto per Amabiglia. Non è buono il suo tiro ed è buono il tagliafuori Reyer, invece fatto davvero bene. Si è fatto davvero bene, ha tentato Dai 3 Sponchi punti, di evidenziare un errore contatto. ancora, ma ancora un imbalzo in attacco e poi un fallo, forse di Lazzari. Si lamenta ancora coach Minincleri, Intanto anche perché saranno due tiri liberi per Dal Zilio. rumoreggia ancora un po' il pubblico di Conegliano che non sta apprezzando alcune decisioni arbitrali. D'altra parte però la precisione di Dal Zilio fa ancora dai liberi. Classe 2008, ma freddissima in lunetta, e intanto pronta sul cubo del cambio Boccalato. 2 su 2 per lei. È un fattore importante per questo allungo di Reyer che di nuovo torna al +5. Ci vuole ragionare su coach Mincleri e noi diamo spazio ai nostri sponsor. Allora riprendiamo la linea qui al Pala BFC dove c'è Reyer in vantaggio di 5, Fabri, mancano solo 4 minuti, qua le cose si stanno mettendo piuttosto male, che ne dici? È una situazione davvero complicata, la Reyer ha tenuto comunque botta a qualsiasi tentativo di allungare e a sua volta, restando aggrappata alla partita, è riuscita poi nel momento propizio ad andare in vantaggio, a scavare questo piccolo Piccolo divario, che però è diciamo, grande, perché per poi questo. non manca tantissimo tempo e quindi però buono il backdoor di Veronica Antonello Sì. che serve benissimo, scusate, che è servita da Marta Maschietto, e quindi torniamo a -3, un possesso di distanza tra le due squadre, però Reyer in attacco, difesa a zona adesso per Conegliano. Buono ribaltamento, però il tiro è impreciso, Sponchiato con la palla per Amabiglia, infrazione di campo fortunatamente, Sì, perché fortunatamente. la Reyer aveva recuperato la palla, Sì, sì. diciamolo. Diciamo che, Amabiglia avrebbe questo- dovuto attaccare in palleggio in quella situazione. come si dice, è un gran colpo di fortuna. E Non dico dobbiamo di farci fortuna. prendere dalla frenesia in queste situazioni qua, dobbiamo comunque giocare magari sì in velocità ma non in maniera affrettata. Adesso Maschietto con la palla che si ferma, si arresta, appoggia da sotto. Maschietto sta giocando al suo rientro
un'ottima partita. 46-45, 3-13 dalla fine. Ce la giochiamo adesso, ragazzi. Ancora zona per coach Minincleri, finta di tiro per Meggiolaro, preferisce giocare 10 secondi, pick and roll. Andiamo fuori con Boccalato che cerca la palla, ancora Spionchiado su Sablic, che abbiamo visto prima fare delle cose incredibili. Si gira molto bene, scadono i 24 secondi. È buona la difesa coneglianese, è buona la scelta tattica di coach Minincleri e del suo staff di mettere la squadra a zona in questo momento qua. Sì, condivido Fabri, non avevo capito che era zona, ma comunque ha ragione il coach. E adesso Boccalato sbaglia, ma ancora Maschietto a rimbalzo in attacco. E poi abbiamo un errore da parte di Sponchiado. Sì, ma cioè, c'era un contatto anche qui, a mio avviso evidente, Fabri, scusa. Non Si sai va che non un è... po' a travisare lo spirito del gioco, non fischiando certi contatti. Sì, perché almeno diciamo Tiro. sulle penetrazioni e sul tiro sembra quasi sempre inevitabile questo tipo di fischio, quindi non capiamo. Questa è una zona molto aggressiva da parte di Conegliano. E adesso andiamo a fischiare un fallo su Amabilia. Allora io non volevo dire questa cosa, però da quando gioco a pallacanestro noto che gli arbitri, non assolutamente in mala fede, in buona fede, hanno una sensibilità psicologica nei confronti di alcune squadre e questo non va bene. Adesso addirittura fallo tecnico a coach Minincleri in un momento decisivo della partita. Davvero peccato, perché giustamente dice sì, poteva essere fischiato questo contatto perché Amabilia ci ha messo una mano, tutto quello che vuoi, ma dall'altra parte ci sono stati dei contatti ben più evidenti che non sono stati fischiati. Adesso sbaglia il primo tiro libero Giulia D'Alzilio, però saranno 2 tiri liberi per Meggiolaro. Esatto, Meggiolaro, perché appunto D'Alzilio ha tirato il libero del tecnico alla panchina coneglianese, dall'altra parte Freddissima Meggiolaro. Sì, freddissima Meggiolaro, 47 Reyer, 45 BFC. È lungo il secondo, si lotta a rimbalzo, Amabilia con la palla. Entrambe le squadre comunque hanno esaurito il bonus in questo momento della partita, mancano 2 minuti alla fine, meno 2 Conegliano, Boccalato con la palla, va ad attaccare, si lotta sotto canestro, c'è un fallo, saranno 2 tiri liberi per Sponchiado che si sente addosso tutta la responsabilità di questa situazione e questo influirà sicuramente sulla sua precisione, perché ricordiamo che è un'atleta giovanissima, un'atleta anche abbastanza emotiva e leggermente corto il secondo e sfortunato soprattutto perché avrebbe potuto entrare come è uscito. Ne avrà un altro Sponchi, ma sbaglia anche il secondo, si lotta a rimbalzo, raddoppio nell'angolo, Marta Maschietto mette le mani sulla palla, palla 2, possesso è per Reyer. Venezia, perché Conegliano aveva giovato precedentemente da una situazione analoga che la Freccia era girata alla parte di Conegliano. Mancano solo 1 minuto e 56 alla fine di questa partita con Reyer avanti di 2 punti, adesso con la palla in mano per provare ad allungare oltre il possesso di differenza. Torna a zona Conegliano, Meggiolaro, poi si va a attaccare il ferro, Sablic dai 3 punti, sembrava dentro, è da qui, sembrava dentro, è uscito. È uscito, fortunatamente ha Boccalato deviato con la palla, all'ultimo il tiro. Boccalato vuole attaccare, poi scarica per chi? Per Amabilia che perde il tempo del tiro. Molto aggressiva la Reyer, c'è Sponchiado con la palla. Per Marta Maschietto, ecco il tiro di Veronica Antonello, era un buon tiro, era stato costruito un buon tiro per Veronica purtroppo. Adesso aggressiva al limite del fallo e poi viene fischiato fallo più su Amabilia, saranno 2 tiri liberi. Sono passati tanti secondi prima di superare la metà Sì, campo. ma sono passati veramente tanti.
ma saranno 2 tiri liberi per Sablic, che è una giocatrice tutto sommato di grande esperienza. Mette anche il secondo Sablic, adesso è a più 4 Reyer, quindi va a 2 possessi di vantaggio. Adesso è sponchiato. Aggressivissima Reyer, Veronica Antonello con la palla, se la può giocare, serve Marta Maschietto, serve Sponchiado, serve Amabilia da metà campo. 45 secondi alla fine. Aggressiva Sponchiado, aggressiva Boccalato, che va a recuperare la palla. Poi, ok, palla Veronica, poi ancora Rossana, supera la metà campo, 49-48, 25 secondi alla fine. Veronica Antonello, chiude il palleggio, serve, Veronica Antonello serve Boccalato. C'è un fallo, si resta qui, sono 2 tiri liberi per Rossana Boccalato sul 49-48 a 14 secondi e 7 decimi dalla fine della partita. Rossana Boccalato ha nelle mani il possibile pareggio e il possibile sorpasso. Sul cubo del cambio abbiamo da una parte Magic Zanardo, dall'altra abbiamo Giulia Dalla Libera. Esce Sponchiado, entra Zanardo per questa azione difensiva evidentemente. Gira ed entra per una volta. Che brivido, 49 pari, 14-7. Boccalato tira per il sorpasso. E la mette, gira ed entra ancora. Time out per coach di Chiara e noi restiamo qui. Io mi domando perché dopo Noi. un volo intercontinentale fatto tra l'altro con i miei titolari che mi hanno fatto lavorare anche in aereo Durante il volo. io debba soffrire così per una partita di basket Di sabato sera. me lo spieghi? Me lo spieghi? Vabbè, ai posteri largo sentenza, ma allora 14 secondi alla fine della partita. Fabri, time out, cosa significa questo time out? Che Intanto avrà la Reyer può possibilità giocare di fare la rimessa in attacco. ok, E poi ci saranno diverse scelte che possono essere anche tattiche. Potrebbe essere che coach Minicleri a mo' di Obradovic decide di fare fallo, di lasciare i 2 tiri liberi alle avversarie e poi di giocarsela in attacco con 14 secondi. questa Oppure di una difendere, oppure oppure da di continuare a difendere. Difendere forte, però difendere forte nelle ultime azioni ha significato prendere dei falli abbastanza discutibili. Anche perché sappiamo che entrambe le squadre hanno esaurito il bonus, quindi fare fallo adesso vorrebbe dire comunque concedere 2 tiri liberi alla Reyer. E su questo organetto Così. NBA che incredibilmente Lo tiriamo fuori per l'ultimo Double time T out. si è ricordato di mettere. Lo tira fuori Noi- dal cappello no, di Natale. no, fatichiamo comunque a restare seri anche in questi momenti così sportivamente drammatici. Ah sì. Votate perché ricordiamo che la miglior giocatrice di questa tiratissima e intensissima partita riceverà in premio un libro donato dallo sponsor, dalla libreria Tra le Righe. Sì, Libro- non abbiamo parlato molto del libro, Fabio, perché ci siamo persi in altre chiacchiere, ma è la storia di Jokic, un giocatore pazzesco, un giocatore che diciamo è assolutamente imprevedibile. Come è imprevedibile questo finale. Un quintetto sicuramente difensivo per coach Minicleri. Salta, dice Meggiolaro alla rimessa, riceve Sablic, forse sarà lei a prendersi l'ultimo tiro. Su di lei Amabilia, su di lei Marta Maschietto, attacca il ferro, Sablic, stoppata la Maschietto, che oscura la vallata! Marta Maschietto a 5 secondi alla fine,
va a chiudere. Ma cosa ha fatto time Marta out, Maschietto? cosa ha Allora, fatto Marta Maschietto, reduce sì. da un infortunio. Allora, È ragazzi, andata, loro hanno deciso di giocare un pick and roll perché obbligare un cambio difensivo e andare a giocare una piccola contro una lunga, cioè Marta Maschietto. Marta Maschietto con la sua rapidità di piedi ha preso il tempo alla Sablic ed è andata a stopparla. comunque, infatti, leggiamola bene questa cosa, perché noi abbiamo esaltato Marta, ma quanto bene l'ha preparata Assolutamente, il coach, assolutamente. il coach Ha messo la di palla Reyer, in mano alla giocatrice più pericolosa, più in forma in questo momento, forse anche più esperta a livello di situazioni di questo tipo, e è andata a giocarsela, obbligando appunto un cambio difensivo, è andata a giocarsela contro una lunga, solo che la lunga in questo caso era Marta Maschietto. E quindi abbiamo 5 secondi alla fine per la palla Reyer, giusto? Palla Reyer, Parla Reyer che avrà la rimessa e la possibilità di andare al tiro o di subire un fallo. quindi rimessa in attacco per Reyer, 5 secondi e adesso Conegliano sul +1, ma appunto può succedere ancora Di tutto. qualsiasi cosa può succedere. vediamo come deciderà di liberarsi Reyer. Abbiamo ancora Savic sul lato forte, ancora dei problemi al tavolo, ma si può giocare. Probabilmente Conegliano cambia su tutti i blocchi in questa situazione, esattamente. Sablic nell'angolo, dai 3 punti, tabellone, si lotta il rimbalzo, chi lo prende? Giorgio Zanardo, è vittoria, perché Giorgio Zanardo è stata messa dentro in questa ultima azione difensiva a fare questo, a recuperare il pallone della partita. E Conegliano, dopo una partita tiratissima contro una Reyer giovanissima, priva di 2 giocatrici forse le più forti, diciamole, Isabella Sanna e Madeste, riesce a vincere di 1 in un finale caldissimo di fronte al proprio pubblico. E Sì, quindi pazzesco, votate, perché fra poco ci sarà appunto la premiazione comunque della squadra ospite con una magnum di Prosecco di OCG Buzz Wine, ma anche del libro della settimana, la biografia di Nikola Jokic per la miglior giocatrice. Allora, diamo la linea di sponsor.
Allora, buonasera, siamo qui alla fine di questa tiratissima partita tra Reyer e Conegliano, quindi come prima cosa, come nostra usanza, premiamo il coach della squadra avversaria con una bottiglia di Magnum del nostro main sponsor Bazzo Wine. Coach Francesca, un commento su questa partita tirata fino all'ultimo. Ma sicuramente è stata una bella partita da tutte e due le parti, e poi i finali sono, a volte capita, vanno in un modo o nell'altro, quindi il finale è giusto giocarlo così, è giusto che sia vissuto così. Il basket è uno sport bellissimo, a volte tremendo. Noi vi facciamo un grande in bocca al lupo per il proseguo del campionato, un saluto sempre alla vostra società che noi dal nostro piccolo ammiriamo per la professionalità. Ti regaliamo anche uno scaldacollo di una iniziativa che è la Little Run, è una corsa di beneficenza che avverrà il 26 dicembre qui a Vittorio Veneto a favore del piccolo rifugio, e quindi ci sono oggi gli amici di Little Run e vi regaliamo questa cosa. Grazie, alla prossima. Ed eccoci qua con l'MVP della partita direttamente da Londra, Marta Maschietto. Marta, è stata durissima oggi, eh? Ecco, partita complicata, brave noi. Brava Marta, brava la BFC, e quell'ultima stoppata è stata proprio l'azione decisiva. Marta, dai, raccontaci quell'ultima azione, se puoi raccontarcela un attimo. Ansia. È andata bene, dai. Ansia e basta, è andata bene, è finita bene. Allora, per calmare un po' quest'ansia e festeggiare questa vittoria, noi ti regaliamo, il nostro sponsor Tra le righe ti regala il libro di Nikola Jokic, quindi un giocatore veramente incredibile, e quindi ti invitiamo a leggere questa biografia e anche a trarre qualche spunto da questo personaggio veramente fuori dalle righe, giusto? Un signor giocatore, c'è solo da imparare. Benissimo, e come Jokic con le sue passioni che vanno oltre al basket ci ricorda quanto è importante anche non solo quello che succede dentro il campo ma anche quello che succede fuori dal campo, abbiamo un altro omaggio per te, anche per te uno scaldacollo di Little Run. Deborah di Little Run ti consegna questo scaldacollo e invitiamo tutti gli amici che sono qui il 26 dicembre, quindi in fase digestiva, a partecipare alla corsa che avverrà a Vittorio Veneto. C'è sia una camminata per chi ha voglia appunto di camminare, sia una trail. Tutto il ricavato andrà in beneficenza per sostenere i progetti a favore del piccolo rifugio. È un'iniziativa che avviene da ben 9 anni, quindi lanciamo un invito ai nostri amici del Pala BFC. Beh, hai già detto tutto tu, noi vi aspettiamo il 26 dicembre, partiamo dal Marco Polo Sporting Center di Vittorio Veneto, è la 9ª edizione, 2 percorsi, tutto quello che riusciamo a raccogliere durante quella giornata verrà appunto donato al piccolo rifugio di Vittorio Veneto, che è una struttura che accoglie persone adulti con disabilità importanti, e quindi cercare di unire lo sport alla solidarietà e alla beneficenza credo sia sempre il modo migliore. E oltre a questo lo sport va abbinato all'arte, perché Marta mostra bene questa bandana. Questo scaldacollo è stato creato dal nostro fotografo artista Roby Breda, e quindi un ottimo lavoro. E anche se non potete partecipare alla corsa il 26 dicembre potete acquistare questo scaldacollo presso vari punti vendita sia a Conegliano che a Vittorio Veneto. Quindi complimenti a Marta Maschietto, grande vittoria BFC, 26 dicembre Little Run a Vittorio. Grande Marta. Infatti sono un po' immattonito. Bene, su questa vittoria del basket femminile conegliano sulla Reyer Venezia per 50-49, vittoria soffertissima, maturata solo nel finale,
vi diamo appuntamento alle prossime partite del basket femminile conegliano. Sabato 20 dicembre alle 19:15 a Montecchio Maggiore e poi la prossima partita di nuovo in casa qui sui nostri canali YouTube, sul nostro canale YouTube sarà BFC contro Pallacanestro Bolzano 10 gennaio 2026 alle 18:45, quindi con il nuovo anno. Vi aspettiamo tutti in palestra e chi non può venire in palestra ovviamente sempre sul nostro canale YouTube. Detto questo, un saluto a tutti da parte di Fabrizio Torazza, Federico Cais e dagli amici di Streaming Sport ovviamente.